Non voglio fare polemica con nessuno, ma come sindaco rispondo ai veneziani e non al Ministero dell'Agricoltura. Così Luigi Brugnaro replica al ministro leghista Gianmarco Centinaio, autore di un durissimo intervento contro la tassa di sbarco a Venezia. Noi rispondiamo ai cittadini veneziani, insomma. Degli altri ci faremo una ragione o comunque spiegheremo con più calma le motivazioni. Sicuramente forse in tutti questi anni non è passato ancora bene il messaggio che vivere e gestire una città come Venezia è molto costoso. Però noi siamo persone pazienti e molto anche educate. Spiegheremo meglio, faremo vedere, sono convinto che possiamo coi numeri, con la realtà, convincere chiunque. Le parole di Centinaio non sono comunque quelle del governo, argomenta il sindaco, che anzi ci ha sempre mostrato la massima disponibilità, inserendo nella finanziaria la possibilità per il comune di ricorrere a questo intervento. Se poi qualcuno non ha capito, sarà nostro compito spiegarci meglio. Non ho nessuna intenzione di polemizzare con il governo, assolutamente, anche perché ho trovato veramente molta anche disponibilità in molti casi. Dove ci sono provvedimenti che non ci piacciono, diciamo, quelli che facciamo noi siamo autorizzati, difendiamo i nostri provvedimenti, però da me non avrà mai parole di polemiche sterili che non servono a poco. Sono dichiarazioni, probabilmente sono anche sensazioni che possono essere anche modificate. Meno diplomatico Brugnaro nei confronti del ministro dei trasporti Danilo Toninelli, dal quale si attende ancora una decisione sul tema delle grandi navi da crociera. L'ultimo colloquio tra i due, raccontato dal sindaco di Venezia e i cittadini di Sant'Erasmo riuniti in assemblea, non è stato esattamente idilliaco. Sai mai la risposta? Va bene il sindaco, come se avessi capito. Vado a Roma. Penso ad altre soluzioni, come se noi fossimo ignoranti totali, penso ad altre soluzioni, torno e ti dico, risposte zero, perché non so dirle cosa si pensa, però sia un po' grave dire ai cittadini non so cosa si pensa di fatti nostri, dobbiamo aspettare che sto genio che venga in mente cosa fare. Questo è il dato di fatto e non mi pare niente di buono a vederla, così a sentirla, vedremo in futuro.